Gentili telespettatori, il viaggio di itinerari turistici continua nel cuore della città di Castelfranco Veneto, dove all'interno del castello troviamo un famoso edificio. Oggi è conosciuto con il nome di Teatro Accademico, ma la sua vera natura ci riserverà grandi sorprese. Tutta questa puntata sarà una vera e propria scoperta tra storia e mistero. Ma ora andiamo a incontrare il sindaco Stefano Marcon. Ci sta aspettando. Buongiorno sindaco. Ida, buongiorno e benvenuta a Castelfranco Veneto. Grazie. Ciao a te. E io sono incantata e già innamorata di Castelfranco Veneto. Tesori importanti in questa cittadina, un binomio tra storia e cultura vincente. Grazie. Siamo veramente orgogliosi oggi di saperti incantata, perché a Castelfranco Veneto con il nostro teatro, la biblioteca, il museo civico Casa Giorgione, lo studiolo e potenzialmente nel futuro anche gli spazi di Palazzo Soranzo Novello, crediamo di aver messo a disposizione dei nostri concittadini, ma un po' di tutta la comunità, di tutto il territorio, un polo importante sotto il punto di vista culturale e storico. Quindi grazie. E proprio, sindaco, in virtù di questo avete pensato come amministrazione comunale di dare un'opportunità in più per visitare tutte le vostre meraviglie. Esatto. Ai cittadini castellani dal 1° gennaio del prossimo anno sarà consentito di visitare tutti questi spazi culturali gratuitamente. Per gli altri? Per gli altri istituiamo una card, Castelfranco Card, dal costo di 10 euro e per un anno solare la stessa cosa, potranno visitare il teatro tanto quanto la biblioteca piuttosto che il museo al costo simbolico di 10 euro. Le persone che arriveranno a Castelfranco, sindaco, però non troveranno solo storia e cultura, tradizione, ma anche folklore. Certo, abbiamo il Palio di Castelfranco Veneto che normalmente si tiene nei primi weekend di settembre. Abbiamo i mercatini natalizi che ci danno tanta soddisfazione e che portano tantissime persone nel periodo appunto di Natale qui in città. Ma guardi, spaziamo un po' in tanti ambiti. Il teatro accademico, dopo andrete a vederlo e vi accompagnerà l'assessore Garbuio. A me fa sempre piacere ricordare gli spettacoli per i bambini che rendono piccolo purtroppo la nostra bomboniera castellana, perché sono sempre partecipatissimi. Sindaco, grazie di averci accolto così generosamente. Noi andiamo subito a vedere il teatro accademico e a conoscere la dottoressa Garbuio. Grazie. Grazie a te, grazie. Ci troviamo al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, un teatro del 1700 e siamo venuti ad incontrare l'assessore alla cultura Roberta Garbuio. Signori, tratteniamo insieme il respiro e guardiamo la meraviglia. Buonasera. Benvenuta Ida. Che splendore, che spettacolo, davvero uno spettacolo. Un palcoscenico che è stato calcato dai più importanti attori. Un palcoscenico importante questo. Certo, per noi a Castelfranco il teatro accademico rappresenta veramente un fiore all'occhiello di tutto il nostro polo culturale e in modo particolare la nostra stagione di prosa è l'eccellenza. Un'eccellenza anche quest'anno ha visto raggiungere e superare i numeri degli abbonati pre-Covid e ospitare numerosi personaggi, come hai detto te bene prima. Ha aperto Anna Mazzamauro, ospiteremo Veronica Pivetti, ospiteremo Stefano Accorsi e molti altri. Roberta, la stagione di prosa si apre quando? Sì, Ida, la stagione di prosa si apre a novembre con i primi freddi e si conclude verso aprile. Sì. Ogni quanto ci sono gli spettacoli? Gli spettacoli si tengono ogni 15 giorni. Le iniziative per i giovani? Sì, l'amministrazione ha particolarmente a cuore questo tipo di iniziative, tant'è vero che già l'anno scorso e abbiamo confermato anche quest'anno abbiamo donato un palchetto di 5 posti a tutti gli istituti castellani superiori. La seconda iniziativa, intitolata Biglietti Young, è stata ideata affinché i giovani under 24 possano acquistare biglietti a un prezzo pari di 5 euro il giorno dello spettacolo.
Un teatro storico che merita di essere presentato al nostro pubblico a casa. Certamente, e te lo presenterà il nostro direttore del teatro, il dottor Carlo Simioni. Buonasera direttore. Buonasera Ida. Di solito i teatri all'italiana sono fatti a ferro di cavallo, ma non per questo di Castelfranco Veneto. Che cos'ha di diverso? Certo, questo di Castelfranco Veneto, che oggi noi conosciamo come teatro accademico, in realtà non è nato come teatro. E com'è nato? Il nome ce lo svela, è nato come sala accademica, perché fu creato qui a metà del Settecento, come bene avete detto prima, proprio da una accademia di scienziati che voleva svolgere in questo luogo la loro attività scientifica. Per cui chiamarono il più famoso architetto di quel tempo, Francesco Maria Preti, che è l'architetto che ha disegnato anche il Duomo di Castelfranco, e gli diedero delle indicazioni precise su come doveva essere questo luogo. Siccome, ahimè, a quel tempo l'energia elettrica non c'era, doveva essere un luogo che potesse essere usato al tempo stesso, di giorno con la luce del sole e di notte con illuminazione artificiale. E questo è il motivo per cui nacque questo teatro con le finestre. E il centro dell'attenzione doveva essere esattamente qui, dove siamo noi. Infatti, se ci giriamo attorno, tutti i palchi, anche quelli vicini al palcoscenico, non sono solo rivolti in quella direzione, ma sono rivolti qua, in questo centro. Per questo motivo il teatro si dice che sia stato costruito a pianta quadrata, perché è costruito su questo quadrato al centro del quale siamo noi ora. Direttore, ma ancora un altro elemento c'è di diverso qui, in questo teatro. Certo, la terza caratteristica strutturale originalissima di questo teatro è che è stato costruito sulla base di una equazione matematica scritta proprio da uno degli scienziati che facevano capo all'Accademia dei Riccati. Un'equazione che ha di per sé stessa un nome bellissimo, che sembra essere stata costruita proprio per un teatro. Ma perché un'equazione? E che cos'è un'equazione? L'equazione è una creazione matematica che, mettendo insieme alcuni parametri, fa sì che alla fine si ottenga un risultato straordinario. Mi spiego. L'equazione in questione si chiama media armonica proporzionale e fa sì che, mettendo in relazione le tre misure di questa sala, cioè la lunghezza, la larghezza e l'altezza, si crei in questo luogo un'acustica perfetta, perché non c'è nessuna interferenza tra i suoni che lo percorrono. Tutto questo è andato bene fino a metà Ottocento. Poi, da quella data, c'è stata l'esigenza di dover cambiare un qualcosa. Eh sì, qualcuno si è messo in testa una grande idea di rivoluzione. Però prima di parlarne, andiamo a fare un giro che ti faccio vedere la bellezza di questo luogo. Non vedo l'ora. Andiamo. Da qui la visuale è straordinaria, siamo in uno dei 27 palchetti del teatro. Certo, il teatro, come lo vediamo oggi, è stato trasformato completamente nell'Ottocento, perché il podestà di quel tempo, Francesco Rivedin, voleva che Castelfranco Veneto potesse finalmente essere considerata al rango di città, e fece molte cose per questo scopo. Addirittura fece avere dall'imperatore d'Austria il sigillo di città a Castelfranco Veneto. Però a quel tempo, siamo a metà Ottocento, una città non poteva dirsi tale senza avere un teatro dell'opera. Lasciamo il teatro e andiamo a scoprire uno dei luoghi più enigmatici e misteriosi di Castelfranco Veneto. Chissà cos'era quel posto nel 1500. Sicuramente a quel tempo mistero non era, ma al giorno d'oggi per noi ancora lo è. A 2 passi dal teatro troviamo Vicolo dei Vetri, che ospita lo Studiolo, e le sue porte si stanno aprendo per noi. Ma secondo te, Carlo, cosa sarà mai stato questo luogo? Sono state fatte molte congetture sulla destinazione di questo luogo, ancora oggi non si sa. La spiegazione più accreditata è che questo fosse uno studio notarile, però qualcuno dice che poteva essere addirittura la sede di un gruppo, di una confraternita di alchimisti che si ritrovassero qui per le loro pratiche oscure. Ma questa tesi è sostenuta da cosa? È sostenuta dalle immagini che possiamo cogliere osservando il fregio degli affreschi che gira tutto attorno alla stanza. Che raccontano?
Questi raccontano la dimensione delle 8 famiglie più importanti in città all'inizio del Cinquecento, per quello che siamo riusciti a datare con una certa perfezione l'origine degli affreschi. Però, per tornare alla dimensione misteriosa, guardiamo questa donna, per esempio, guardala, è una donna con gli occhi chiusi, la bocca chiusa e tiene in mano un orecchio, come per dire: tutto quello che viene sentito e visto in questo luogo non deve essere riferito all'esterno. Parliamo degli stemmi che sono raffigurati in questi affreschi, della loro storicità, che è certa. Certamente, lo stemma più famoso è sicuramente quello della famiglia Costanzo, che vediamo in quell'angolo. In questo luogo ci sono degli stemmi ordinari, come questo con i semi e le rose, che è lo stemma della famiglia Dotto, però ci sono anche degli stemmi parlanti. Cosa vedi raffigurato in questo stemma? Vedo un grande viluppo di... Vedo una fiamma. Una grande fiamma, Una esatto. grande fiamma. E all'interno della fiamma cosa c'è che brucia? È un maiale. Esattamente, è un maiale. Questo è lo stemma della famiglia Marta da Brusaporco. Infatti c'è il maiale che brucia. I Brusaporco furono una delle casate più illustri e più famose di tutto il nostro territorio. Molti sono i luoghi poco conosciuti di Castelfranco Veneto, ma che aspettano solo di essere scoperti da un visitatore curioso. E per questo vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione Produzioni. Grazie, buona serata, naturalmente vi aspetto alla prossima puntata.